Buongiorno da Sicilia 24, vediamo insieme i principali argomenti. Truffa all'INPS: per ottenere crediti contributivi non dovuti avrebbero dichiarato una falsa crisi aziendale e applicato contratti di solidarietà. Sequestro di beni da 1.400.000 euro a 2 imprenditori del Palermitano. 7 indagati alla Guardia di Finanza di Siracusa per bancarotta fraudolenta legata alla gestione del Pala Acer di Priolo Gargallo. Avrebbero fatto fallire volutamente la società basket La Cittadella. Un fermato per l'aggressione del turista polacco in centro storico a Catania e un giovane extracomunitario irregolare. La vittima è ancora ricoverata in rianimazione all'ospedale Garibaldi. Ponte sullo Stretto: arriva il via libera della Camera al decreto legislativo. Approvato l'ordine del giorno che prevede il coinvolgimento diretto di Messina e Villa San Giovanni. Emergenza rientrata al cimitero dei Rotoli di Palermo, smontate le tensostrutture che ospitavano da anni centinaia di bare in attesa di sepoltura. Calcio: Catania in campo a Brindisi per la seconda partita della Pool Scudetto dilettanti. Serve una vittoria con largo scarto per restare in corsa. La partita è in diretta su Telecolor dalle 15:30. Pallanuoto: match ball tricolore per l'Orizzonte. Catanesi in vasca questo pomeriggio per gara 4 della finale Scudetto. Battendo la SIS Roma saranno campionesse d'Italia. Ancora buongiorno e bentrovati a Sicilia 24. Un falso stato di crisi per ridurre l'orario di lavoro di 60 dipendenti e ottenere così contributi statali non dovuti. Scatta la denuncia per 2 imprenditori che gestiscono una catena di supermercati già sotto sequestro a Palermo e provincia. I dipendenti avrebbero lavorato più di quanto dichiarato e gli imprenditori avrebbero così evaso i contributi, ottenendo una compensazione di 1.400.000 euro fra il 2016 e il 2020. Manlio Viola. Avrebbero dichiarato un falso stato di crisi aziendale per applicare un altrettanto falso contratto di solidarietà a circa 60 dipendenti l'anno. Per questo sono adesso accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di imposta. Nel mirino della Guardia di Finanza 2 fratelli imprenditori, si tratta di Carmelo e Maurizio Lucchese di 57 e 48 anni. I due dal 2016 al 2020 sono stati, secondo gli accertamenti dei Baschi Verdi, rispettivamente amministratore di fatto e rappresentante legale proprio della Gamap Group, che gestisce 13 punti supermercati in provincia di Palermo. Per loro è scattato anche il sequestro preventivo per equivalente per un importo di 1.400.000 euro. Le indagini condotte dagli investigatori del nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo si sono concentrate sulla società di gestione di supermercati e sulle presunte irregolarità contributive messe in atto nell'applicazione del contratto di solidarietà. Lo strumento di integrazione salariale è finalizzato a tutelare l'occupazione attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro, a fronte del quale il dipendente riceve un contributo anticipato dal datore di lavoro, che lo può poi successivamente recuperare sotto forma di credito contributivo. Secondo l'accusa, nel quinquennio 2016-2020 gli amministratori della società avrebbero dichiarato all'INPS un falso stato di crisi aziendale, nonché la riduzione dell'orario di lavoro per i 60 dipendenti ogni anno, i quali in realtà avrebbero lavorato di più rispetto a quanto formalmente pattuito nel contratto di solidarietà. Attraverso questa presunta truffa, la società avrebbe ottenuto un credito contributivo quantificato in 1.400.000 euro, successivamente utilizzato dalla stessa società per compensare contributi previdenziali dovuti e abbattere le imposte. Lo scorso anno il patrimonio dell'imprenditore Carmelo Lucchese, per un valore di 150 milioni di euro, era stato confiscato su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura. Il decreto era stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Gli esercizi commerciali sono infatti adesso gestiti da un amministratore giudiziario. Avrebbero fatto fallire volutamente la società basket La Cittadella che gestiva il Pala Acer di Priolo Gargallo. 7 le persone indagate per bancarotta fraudolenta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 600.000 euro. Sentiamo Francesco Aloi. Portare al fallimento la società basket La Cittadella SRL che gestiva il Pala Acer di Priolo Gargallo. Sarebbe stato questo l'obiettivo di 7 soggetti, oggi indagati per il reato di bancarotta fraudolenta. I finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno sequestrato preventivamente 600.000 euro. L'attività di indagine è nata su input della Procura della Repubblica di Siracusa ed ha consentito di ricostruire diversi atti distrattivi posti in essere dai soggetti indagati,
che in ultima analisi erano finalizzati al depauperamento del patrimonio della società. Così facendo, quest'ultima, gravata da ingenti debiti, non era in grado di far fronte al pagamento degli stessi e veniva dichiarata fallita nell'ottobre del 2020. Secondo chi indaga, il socio di maggioranza, Santo Coppa, gestiva tutto con fini personali. Dalle società che usavano i campi non avrebbe ricevuto niente. Così la Trogilos avrebbe risparmiato più di 400.000 euro. Gratis anche l'uso della foresteria concesso ad un'altra società. Sarebbe stato sempre il socio di maggioranza ad amministrare i soggetti giuridici delle associazioni. Dalla società che gestiva il palazzetto, oggi in totale abbandono, Coppa avrebbe prelevato oltre 100.000 euro, facendo aggravare la situazione dell'ente. C'è un fermato per l'aggressione al turista polacco in pieno centro a Catania. Si tratta di un extracomunitario irregolare accusato di rapina e lesioni. Intanto restano critiche le condizioni dell'uomo ricoverato all'ospedale Garibaldi Centro. Natale Bruno. Di lui si sa solo che è un extracomunitario irregolare. Per il resto non si conosce la sua identità in quanto sprovvisto di documenti né la nazionalità. Adesso è in stato di fermo di polizia giudiziaria e in carcere con l'accusa di furto con strappo e lesioni gravi, ma la sua posizione processuale potrebbe aggravarsi con il trascorrere delle ore. È lui che ha strattonato il turista polacco tra la via Neve e via Peniniello la notte tra venerdì e sabato scorsi nella zona di piazza Stesicoro. Agenti della Mobile, dopo aver visionato decine di filmati di telecamere di sicurezza della zona, sono riusciti a identificare l'aggressore. Agli atti dell'inchiesta vi è pure il video che ritrae le fasi dell'aggressione. Si vede un extracomunitario che si avvicina al turista, gli strappa di mano l'iPhone e contemporaneamente lo spinge violentemente per terra. L'uomo cade e batte la testa sul marciapiede. L'extracomunitario ha riferito agli investigatori della polizia di non avere documenti. Domani dovrà sostenere l'udienza di convalida dinanzi al GIP che deciderà sulla richiesta di misura cautelare del PM Assunta Musella. Restano intanto critiche le condizioni di salute del turista polacco in rianimazione al Garibaldi Centro di Catania. Il paziente è ancora un paziente critico, in prognosi riservata, in coma farmacologico, e quindi non ci sono ulteriori complicanze, ma è chiaro che è necessario ancora del tempo per ulteriori valutazioni. Accanto al paziente la giovane moglie giunta dalla Polonia a Catania già all'indomani della tragica rapina. E anche lei è una ragazza, quindi è molto preoccupata ed è entrata in uno stato chiaramente di preoccupazione, insomma. Non era qui col marito, il marito era in vacanza da solo con amici? Il marito era solo qui con amici e lei è venuta urgentemente, insomma, dalla Polonia, è venuta qua da noi in Italia. Sulla vicenda sin da subito c'è stato un frequente interessamento da parte del consolato polacco. Ieri in prefettura il prefetto Maria Carmena Librizia ha coordinato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la delicata questione della sicurezza nel centro storico e nei luoghi della movida, nei quali troppo spesso si verificano atti di violenza gratuiti ad opera di immigrati. E il caso del turista aggredito e ricoverato in coma all'ospedale Garibaldi lascia un senso di amarezza diffuso tra i catanesi e rischia di penalizzare la reputazione della città a livello internazionale. Catania e la scarsa percezione di sicurezza in città. Ne parleremo oggi con i residenti del centro storico e i rappresentanti delle case vacanza e dei B&B. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Inviate le vostre domande al 342 74 55 005. E rimaniamo in tema di sicurezza. I carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli in tutta la città. Questa mattina ha presidiato il quartiere di San Cristoforo. È andata per noi Emanuela Corsi. 25 unità dei carabinieri, tra cui 2 cinofile, hanno presidiato il quartiere catanese di San Cristoforo nell'ambito della prevenzione generale dei reati e del contrasto dell'illegalità diffusa. In centro come nelle periferie, gli uomini dell'Arma hanno intensificato i controlli anche alla luce degli ultimi episodi di criminalità avvenuti nel capoluogo etneo. Il più grave, l'aggressione ad un turista polacco per rubargli il telefono cellulare.
Si tratta di un'attività di tipo preventivo con la collaborazione delle squadre della CIO del Reggimento Carabinieri Sicilia per il monitoraggio delle arterie principali, per il controllo della circolazione stradale, ma anche con le unità cinofile antidroga per il contrasto al spaccio di stupefacenti. I controlli sono stati intensificati in tutta la città, dal centro alle periferie, soprattutto nei quartieri con un alto indice di criminalità. L'Arma dei Carabinieri continua a presidiare i luoghi di movida, i quartieri della città ad alto indice di criminalità, anche con la predisposizione di servizi di controllo del territorio ad alto impatto, così come quello organizzato nella mattinata odierna. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nel fine settimana si concentreranno nelle vie della movida. Un guineano di 24 anni, irregolare in Italia, residente in provincia di Ragusa, è stato denunciato a Catania dai carabinieri per il furto in aeroporto di un grosso trolley. Dopo la denuncia della vittima, i militari hanno acquisito le immagini dell'area di ritiro bagagli e individuato il giovane extracomunitario appena arrivato a Catania con un volo da Verona, mentre si appropriava del bagaglio prelevandolo dal nastro trasportatore per poi dirigersi verso la fermata dei pullman diretti a Ragusa, dove risiede. Il trolley rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario. La Camera ha dato il via libera al decreto del ponte sullo Stretto di Messina. Passa all'ordine del giorno che prevede il coinvolgimento dei comuni di Messina e Villa San Giovanni. Il sindaco Basile dice un elemento di sviluppo che dipende anche da noi. Giusy Lazzara. Dopo la fiducia, ieri la Camera ha dato il via libera al decreto sul ponte dello Stretto di Messina. La votazione finale ha visto 183 favorevoli, 93 contrari e un astenuto. Adesso il decreto legge alla strada spianata verso Palazzo Madama, un passo in avanti nell'iter per la realizzazione dell'opera che da 30 anni ha fatto discutere diviso fra favorevoli e contrari al ponte. Ieri durante i lavori parlamentari è arrivata anche una novità con l'approvazione dell'ordine del giorno che coinvolge direttamente Messina e Villa San Giovanni nelle fasi di progettazione dell'infrastruttura. Il governo si impegna a valorizzare, si legge nella nota, il ruolo dei due comuni interessati per garantire la rappresentanza diretta dei cittadini nel percorso di realizzazione del ponte. I propositi vanno in questa direzione. È cauto il sindaco di Messina, Federico Basile, al microfono di Francesco Triolo. La città aspetta di capire quali strumenti di programmazione dovrà modificare, perché nel frattempo noi siamo andati avanti, abbiamo programmato, abbiamo reperito risorse, abbiamo immaginato una città che con il ponte cambierà, quindi dare la nostra voce è ancora più importante perché, ripeto, il tessuto della nostra città, di quella di Villa San Giovanni, passa dal ponte che non è infrastruttura ma è elemento collegato a una visione di sviluppo che dipende da noi. La nuova progettazione prevede anche la stipula di una convenzione con la società Stretto di Messina SPA quando saranno ripristinati gli organismi societari e la nuova governance che vede come soggetti maggioritari i ministeri dell'economia e dei trasporti. E non ci stanno gli ambientalisti con il WWF che ribadisce dopo il voto di Montecitorio i dubbi sui forti impatti economici e ambientali del ponte sullo Stretto. Facciamo una breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio. Un uomo di 47 anni è stato denunciato a Catania dalla polizia, sorpreso a filmare con il telefono cellulare una ragazza all'interno dei bagni del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università. L'uomo, un operaio di una ditta edile che stava eseguendo lavori all'interno del Dipartimento, ha lasciato scivolare il cellulare attraverso la fessura inferiore della parete divisoria del bagno delle donne, riprendendo con la telecamera una studentessa che, accortasi del telefono, è uscita dal bagno in cerca di aiuto. 15 giovani italiani e albanesi, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri per aver preso parte domenica scorsa a Biancavilla a una rissa scoppiata davanti a una panineria a causa di una incomprensione linguistica. Devono rispondere di rissa aggravata. Albanesi e italiani hanno iniziato a litigare per la battuta di un giovane di Biancavilla rivolta a un albanese che, non avendo compreso, ha pensato che il ragazzo volesse offenderlo. I due giovani hanno quindi cominciato a
spintonarsi e tutti gli altri sono intervenuti in difesa ai propri connazionali, scatenando il panico tra la gente che affollava il corso cittadino, tra cui diverse famiglie con bambini. I due gruppi si sono affrontati con calci, pugni e lanciandosi gli sgabelli all'esterno del locale. Solamente l'intervento dei carabinieri ha permesso di sedare la rissa e identificare i presenti. Al cimitero dei Rotoli di Palermo l'emergenza bare sembra essere ormai rientrata. Questa mattina sono stati smontati i tendoni che ospitavano migliaia di bare senza sepoltura. Marco Gullà. Le immagini che state vedendo sono finalmente uno sbiadito, ma comunque doloroso ricordo di una delle emergenze più gravi di Palermo degli ultimi anni. Al cimitero dei Rotoli la situazione oggi è questa: le tensostrutture che per almeno 3 anni hanno ospitato migliaia di bare accatastate e in attesa di tumulazione o sepoltura, da oggi non ci sono più. Gli operai della Reset questa mattina hanno iniziato le operazioni di smontaggio delle tende che in questi anni sono stato simbolo di degrado e inefficienza. Questi tendoni per anni sono state accatastate quasi 1000 bare. Dentro quelle bare c'erano nostri concittadini che finalmente hanno trovato degna sepoltura. Oggi chiudiamo una delle pagine più buie di questa città, una pagina di vergogna e di dolore. Numeri di un'emergenza ormai ai titoli di coda. Le bare sono meno di 300, ne abbiamo dai depositi tumulate più di 1000, abbiamo garantito dall'estate scorsa ad ora il seppellimento e le inumazioni ordinarie. Entro qualche settimana ci lasceremo definitivamente alle spalle l'emergenza cimiteriale. Interviene anche il sindaco Roberto Lagalla, che in una nota mostra la sua soddisfazione per aver rimosso il simbolo più doloroso dell'emergenza sepolture che ha investito la città per anni. Per Lagalla la dismissione dei tendoni è un passo avanti importante e significativo da parte di un'amministrazione che in meno di un anno sta viaggiando spedita verso il superamento dell'emergenza. Breve pausa e poi lo sport. Ed eccoci alla pagina sportiva, siamo al calcio. Il Catania torna in campo tra meno di 2 ore per la Pool Scudetto. Rossazzurri impegnati a Brindisi alle 16 con l'obiettivo di riscattare la sconfitta casalinga con il Sorrento. Per le ultime notizie ci colleghiamo con il nostro inviato Marco Carli. A te Marco. Buon pomeriggio dallo stadio Fanuzzi di Brindisi, dove alle 16 scenderà in campo, come dicevi giustamente tu Adelaide, il Catania con il Brindisi per la seconda giornata della Pool Scudetto. Nella prima la squadra rossazzurra ha perso con il Sorrento con il punteggio di 2-0. Dunque, per provare una difficile qualificazione alle semifinali di questi spareggi che assegnano il tricolore dei dilettanti, il Catania deve provare a vincere oggi a Brindisi con possibilmente più di un gol di scarto. Poi ci sarà ovviamente il gioco della differenza reti e tanti calcoli che si potranno fare, ma solo dopo la fine della partita. Contro avrà un Brindisi che ha celebrato la promozione in Serie C appena 3 giorni fa, battendo nello spareggio di Vibo Valencia la Cavese con il punteggio di 3-1. Un Brindisi che dunque è rimasto attivo in campionato fino alla fine, un fattore che ha condizionato certamente la partita con il Sorrento del Massimino, con la squadra campana che anche in quel caso aveva appena ottenuto la promozione, contrariamente al Catania che invece, lo sappiamo, è già in Serie C da più di 2 mesi. Ma l'obiettivo per i rossazzurri è quello comunque di fare bene qui a Brindisi per provare la qualificazione, ma certamente per chiudere al meglio questa stagione che è stata certamente molto positiva, con tantissimi punti conquistati in campionato e appunto il ritorno fra i professionisti. Per quanto riguarda la formazione di Ferraro, le squadre, intanto è arrivato il Brindisi, il Catania ancora non è arrivato al Fanuzzi. De Respinis potrebbe essere la novità importante in attacco insieme a Sarao e De Luca. Palermo andrebbe a centrocampo con Rizzo in difesa al posto dello squalificato Lorenzini. La nostra diretta in fine
Catane, parte su Telecolor dalle 15:30 con un pre-gara e poi la telecronaca dell'incontro affidata ad Angelo Patanè e infine le interviste post-gara. 3 ore live che si possono seguire anche in modalità pay attraverso i siti lasiciliaweb.it e telecolor.it. Per ora è tutto dallo stadio Fanuzzi di Brindisi, a voi la linea. Grazie Marco, quindi l'appuntamento è a partire dalle 15:30 su questa rete. Parliamo adesso di pallanuoto femminile, appuntamento con la storia per l'Orizzonte Catania che oggi va all'assalto del 23esimo scudetto. Per vincerlo basterà battere la SIS Roma in gara 4 davanti al caloroso pubblico di Nesima. In Serie 1 maschile l'Ortigia Siracusa batte Telimar Palermo e ipoteca i preliminari di Champions. Sentiamo Tonino De Mano. A caccia del double, dopo aver vinto la Coppa Italia, l'Orizzonte Catania si tuffa in vasca per dare l'assalto al 23esimo titolo tricolore della sua gloriosa storia. Alle 18 si accendono i riflettori del Palanesima per gara 4 della serie scudetto ed è il primo match ball per le etnee. La squadra allenata da Martina Miceli è in vantaggio per 2-1 grazie ai 2 successi consecutivi che hanno ribaltato la situazione, costringendo la SIS Roma a vincere per proseguire la serie e sperare nel titolo italiano che a quel punto si assegnerebbe domenica 21 maggio nella capitale. È chiaro che le rossazzurre faranno di tutto per evitare la trasferta romana e per farlo devono vincere oggi, puntando sul consueto apporto dei propri tifosi che hanno già annunciato l'ennesima presenza massiccia sugli spalti della piscina di Nesima. Sono sfide che tutti vorrebbero giocare e l'Orizzonte, grazie all'esperienza bordovasca di Martina Miceli ed in caso di necessità di Tania Di Mario in vasca come è accaduto per gara 2 e gara 3, sa come vincerle. L'assalto all'ennesimo tricolore lanciato start oggi alle 18. Per la pallanuoto maschile, netta vittoria dell'Ortigia Siracusa nel derby contro il Telimar Palermo, concluso con il punteggio di 16-9, 3-0, 5-4, 3-3, 5-2 i parziali, a conclusione di una partita sempre condotta nel punteggio dai biancoverdi. Gli aretusei, allenati da Piccardo, si aggiudicano così il primo atto della finalissima per il terzo posto, che vale anche i preliminari di Champions, ma Palermo può rifarsi sabato davanti al pubblico amico nel tentativo di riportare in parità la serie. In caso di successo del Telimar si andrà a gara 3, in programma Siracusa, sabato 27 maggio alle ore 15. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.